Francesco, ad 1 chilometro dal paese incontriamo la chiesa di Santa Maria di Contra. 10 minuti a piedi, proprio dal paese, Una ecco, passeggiata. da Sasbaiolos scendendo praticamente incontriamo subito questa conca fertilissima sotto proprio i costoni della montagna, che appunto dell'altopiano calcareo, che appunto insomma ancora oggi sovrasta. Chiesa visibile naturalmente da Cargeghe, ma non soltanto, Certo. da tutto il bellissimo panorama che c'è intorno. Certo, è una chiesa interessantissima, perché è appunto collocata proprio in prossimità delle fonti, innanzitutto, lungo quel tratto di strada che appunto è stato appena visto prima nella parte precedente. È una chiesa che chiaramente ha una sua storia. Infatti, con la fondazione nel 1112 della chiesa di Saccargia, con la consacrazione, di fatto l'ordine, diciamo, camaldolese potenzia le sue strutture e quindi crea proprio quasi delle gemmazioni, delle grange, delle chiese ulteriori e lungo quella rete che abbiamo già appena visto. E chiaramente Santa Maria di Contra è uno degli esempi che appunto ancora oggi insomma, testimoniano questa presenza camaldolese nel territorio di questa curatoria che appunto era lo spazio, diciamo, amministrativo che veniva appunto gestito da un curatore. E chiaramente appunto questi centri avevano una dislocazione per i quali erano intercomunicati, abbiamo visto, ma a breve distanza. Infatti qui siamo a un tiro di schioppo, quasi a un passo dall'altro centro che era appunto Muschiano, e quindi questo era un punto, quasi una sosta obbligatoria lungo quel tratto di strada che appunto vede alle nostre spalle proprio il centro di insomma, Cargeghe e di Muros di lato. Certo, molto bella questa chiesa, anche molto particolare, con questo ingresso con come lo possiamo definire questo? Un arco che Un punto di conduce... sosta, un È punto di vero. sosta. Punto di sosta che chiaramente è successivo, anche se molte chiese romaniche dell'isola hanno questi spazi, questi portici, perché chiaramente le feste campestri prevedevano l'utilizzo delle commessias, no? Quindi di questi ambienti che venivano utilizzati durante la festa e come ricovero in delle occasioni chiaramente meteorologiche avverse, la pioggia improvvisa, il sole, eccetera. E quindi questi portici erano un naturale compendio di strutture che venivano ampliate. Molte delle chiese sarde che noi appunto ancora oggi vediamo presentano per esempio mensoloni laterali che chiaramente testimoniano coperture in legno similari a questa. Questa è di fatto cronologicamente successiva e come penso ancora oggi viene ampiamente utilizzata. Chiaramente è il fianco della chiesa, perché la chiesa è una chiesetta mononave che appunto ha un tratto absidale interessantissimo, tra gli altri perché pur nelle sue ridotte dimensioni la chiesa ci mostra degli elementi architettonici molto interessanti. Ci sono, Innanzitutto Francesco, ci sono elementi che in qualche maniera la caratterizzano rispetto alle altre chiese romaniche, quindi anche dello stesso periodo nel territorio. Innanzitutto la presenza di dettagli come per esempio questa monofora, che già non è sempre romanica, ma ha un lieve accenno a essere archiacuta, quindi ogivale, per Quindi cui c'è un passaggio dal possiamo... romanico quasi al gotico. Cioè è una chiesa romanica che però palesa degli interventi, dei dettagli, soprattutto anche la fattura esecutiva, cioè i conci e il taglio dei conci utilizzati testimoniano anche la capacità di queste maestranze di lavorare la pietra. Una cosa che Anche la qualità la proprio, il qualità che taglio. molte persone non notano è il fatto che la pietra stessa abbia dei dettagli particolari anche nell'uso degli strumenti. Ecco che quindi l'analisi dei paramenti murari permette di capire anche quali strumenti sono stati utilizzati. Qui per esempio si vedono delle tipe di Slivature. lavorazione di uno scalpello con più punte, quindi abbiamo una gradina che scalpellava e vedete qua che c'è addirittura il bordo levigato a nastro, quindi proprio una lavorazione anche su edifici che a noi ci appaiono semplicissimi, realizzati da maestranze Ma anche specializzatissime. la pietra utilizzata è E anche la differente. scelta, esattamente, la scelta che chiaramente ci mostra anche interventi di restauri successivi e anche interventi che hanno permesso la conservazione della chiesa stessa. Parlavi delle maestranze, Francesco, è possibile anche individuare Sì, l'origine
Sì, perché ogni maestranza lascia delle tracce, tra virgolette, sia nella lavorazione che nel taglio dei cantoni, nella disposizione dei blocchi, eccetera, soprattutto anche in questi elementi particolarissimi che ancora oggi ci raccontano di queste maestranze specializzate che lavorano per l'ordine camaldolese e che troviamo in questa curatoria in altre chiese, ma soprattutto anche nelle chiese dell'Egoceano. Questo è molto importante perché proprio i possedimenti camaldolesi sono appunto diciamo, un ordine che si avvale di maestranze specializzate che lavorano per l'ordine, che quindi realizzano edifici sia semplici che appunto insomma complessi, che però hanno una loro connotazione specifica che appunto ci mostra questi dettagli. Questa tra l'altro è una chiesa che ha una sua documentazione. Ecco, qua intanto si vedono degli elementi La che ci stavo facciata, accennando possiamo prima. spostarci, ecco. La cosa importante è notare i mensoloni che vediamo noi, cioè che questo testimonia la presenza di un portico antistante che doveva proteggere la lunetta del portale, il portale di accesso principale, quindi una chiesa che aveva degli elementi aggiuntivi. Un'altra cosa importantissima è il fatto che questa chiesa sia stata nominata in una bolla papale di Onorio II. Siamo il 7 marzo del 1125, quindi questa chiesa viene annoverata tra i possedimenti camaldolesi che la vedono dipendente dall'abbazia di Saccargia, che era la chiesa chiaramente a livello territoriale più importante dell'area. La chiesa madre, la chiesa madre, esattamente, sì, sì. Francesco, naturalmente poi abbiamo anche accennato al fatto che da questo punto, insomma, da Cargege potevano essere visti, possono essere ammirati anche gli altri paesi del circondario, in particolare di Osilo, quindi la strada che collegava, dove siamo appunto stati qualche momento fa, che collegava anche Osilo, che testimonia comunque anche in questo caso un'importanza del collegamento dal punto di vista storico. Certo, a livello poi visivo il Colle di Osilo è la cima principale che domina tutta la Sardegna nord-occidentale, sulla cima del quale sorge il famoso castello dei Malaspina. Quindi in pratica questo aspetto territoriale viene anche, tra virgolette, militarmente controllato quando c'è una evoluzione. Quindi si passa da un medioevo giudicale a un medioevo signorile, quando quindi arrivano in Sardegna famiglie importanti dalla penisola che per controllare i loro possedimenti realizzano opere fortificate che si associano a quelle già esistenti di epoca giudicale. Cioè, nel frattempo al territorio qua circostante che cosa accade? Il territorio rimane inalterato perché diciamo dal X secolo in poi, nell'XI, XII e XIII, l'economia è comunque sempre prevalentemente basata sull'agricoltura e sulla pastorizia e sulle attività estrattive nelle zone minerarie come per esempio l'argentiera o altre aree. Sicuramente con la presenza signorile vengono modificati alcuni aspetti legati ai commerci. Prima abbiamo un interscambio dinamico tra i vari villaggi, mentre invece poi con l'arrivo dei mercanti pisani e quindi liguri si assiste ad una economia mercantilizia, una circolazione monetaria maggiore, che un po' controverte quella che è diciamo, l'esistenza equilibrata che in questi centri si facevano. Quando parlo di centri poi alludo a delle realtà che hanno 30, 40, 50 fuochi, cioè famiglie, quindi possiamo ipotizzare ecco, 100, 120, 150 persone massimo in un centro abitativo. Con l'economia mercantilizia si aprono degli scenari politici molto importanti che sono più grandi, tra virgolette, delle realtà di questi centri e chiaramente questo determina degli scontri perché c'è una saturazione degli interessi economici, no? Certo. La Chiesa, queste famiglie diciamo signorili, i giudici, quindi ognuno cerca ormai di estrarre qualcosa per sé e alla fine scoppiano i conflitti che verranno poi a essere culminati proprio con l'invasione aragonese e con la peste del 1348 quando questi centri pian piano si spopolano. Per esempio in questo caso noi vediamo la morte di centri come Muschiano, no? Che nel 1425 è un paese fantasma. Non c'è già più nessuno, quindi Sopravvivono alcuni centri probabilmente perché ci sono delle condizioni di concentramento delle poche persone, scompare Beda per le guerre, viene proprio distrutto. La Sardegna vede uno spopolamento progressivo con una perdita demografica importantissima.
molte delle chiese decadono e con la conquista aragonese molti ordini monastici abbandonano i loro possedimenti sardi, per cui c'è una scarsa manutenzione, quindi un depauperamento di quello che è il patrimonio culturale, anche no? culturale e artistico. E artistico. Però possiamo anche dire, Francesco, che in realtà quello che noi adesso sembrano piccole chiese delle periferie dei paesi, quasi campestri. È la microstoria più importante della nostra civilizzazione, cioè della nostra civiltà, della nostra isola. Sono gli aspetti culturali che ancora oggi, dopo secoli, vivono con la festa campestre e che permeano le nostre realtà, anche le più piccole. Che fanno... Per noi chiese campestri, ma riportate al loro periodo, sono i centri invece importanti dove si sono scontrati forse proprio gli interessi forti di quel periodo. Gli interessi fortissimi appunto di quelle signorie, di quelle diciamo casate, di quegli stati che appunto dal 300 in poi domineranno l'isola e quindi cambieranno proprio anche il volto della Sardegna, no? A livello proprio economico e storico in sostanza. Come dicevi tu, Francesco, proprio attraverso questi siti che sembrano essere diventati marginali è possibile ricostruire invece la storia della nostra isola. E anche grazie a quei flash che appunto compaiono nelle scarse documentazioni sopravvissuti alla distruzione e poi dall'analisi appunto, come abbiamo visto, anche di un taglio di un cantone, cioè le informazioni vanno assemblate per raccontarci dei quadri che noi non potremmo vedere altrimenti, cioè tutta questa sinergia di informazioni contribuisce a darci un'idea di cosa poteva essere la vita di un pellegrino che transitava in queste zone, di un agricoltore che ancora oggi può coltivare la stessa terra dopo secoli, o di persone che vivono ancora un territorio che non hanno, grazie a Dio, modificato. Spesso un'economia immutata intorno a questi luoghi. È la nostra fortuna, perché questo è il volto della Sardegna, cioè il volto reale della nostra identità, cioè il preservare ciò che noi abbiamo mantenuto per secoli senza sconvolgerlo. La cosa interessante che dicevi è che dal taglio di una pietra si può risalire o identificare la maestranza che poi magari la stessa ha costruito un'altra chiesa a pochi chilometri da qua nello stesso periodo e quindi ricostruire anche dal punto di vista architettonico e tecnico, se vogliamo. E tecnico. Soprattutto queste maestranze che, come ho detto prima, specializzate, fanno capo a dei filoni dell'arte romanica che hanno una circolazione europea. Noi abbiamo edifici romanici in tutto il continente europeo e quindi abbiamo influenze che vengono determinate anche dalla nascita di gruppi di mastri che chiaramente si spostano con lo scopo di lavorare e quindi di introdurre queste nuove tecnologie costruttive e anche e soprattutto aggiornare quello che è il panorama delle architetture esistenti nelle epoche precedenti. Secondo te il romanico, la Sardegna ha subito questa influenza del romanico o in qualche maniera è stata esportatrice invece di questo tipo di architettura? Respirato sia influenze dall'esterno che hanno contribuito al rilancio anche dell'epoca, diciamo, romanica e quindi giudicale, ma anche prodotto delle figure autonome. Pensiamo al maestro di Ardara, per esempio, che ci ha lasciato un capolavoro dell'arte romanica che è contemporaneo alla fabbrica del Duomo di Pisa. Quindi al maestro di Buschetto che incomincia il Duomo di Pisa, e sono due personalità autonome che lavorano in concomitanza temporale, ma che hanno due modi differenti, due luoghi differenti. Pensiamo a una chiesa come San appunto Gavino di Porto Torres, che è una delle rarissime, diciamo, testimonianze di impianto basilicale con navate con absidi contrapposte. L'arte romanica sarda è l'esploit della nostra civiltà. Una cultura architettonica di primissimo livello. Primissimo livello in una zona per niente marginale, una zona come abbiamo detto al centro del Mediterraneo, quindi crocevia di idee, di genti e di culture, di civiltà. Va bene Francesco, terminiamo allora qui questa nostra puntata di Strada della Memoria qui da Cargeghe. Naturalmente l'invito ai nostri telespettatori che con transitano 5 minuti da Sassari con l'automobile è possibile visitare un bellissimo paese, ma soprattutto questi siti che sono dal punto di vista culturale veramente una ricchezza per tutti noi. Desidero ricordare che chiaramente è possibile transitare a Sosbaiolos e giungere a Ossi, altro centro importante storicamente che ha un patrimonio di chiese romaniche che ci racconta tante altre cose, e da qui ancora a due passi altre, diciamo, luoghi come appunto Florinas, come Osilo, come Ploaghe, che a loro volta conservano un patrimonio romanico che fa di questa zona una delle più ricche.
Certo. E noi come Telesassari.tv faremo di tutto per far conoscere tutti questi luoghi. Grazie Francesco allora per questa puntata con noi, grazie a Giuseppe Bazzoni, grazie naturalmente all'amministrazione comunale di Cargega. Arrivederci ai nostri telespettatori.